Senti, ma sei stata a Palermo in questo periodo? No, E che fai oggi pomeriggio? non lo so. Ma tutto bene, Totino? Nì, Ma che è? Ma che stai dicendo? no, ma no. Ma come parli? Ma Ma no. scusa, ma parla normale, che No, sogno? no. In estate a mare che cosa si vende? Il Il coniglio. il a mare. Stata a Il mare. cocco. Il cocco. Il cocco. Il coniglio. Levaci il primo CO, cosa rimane? Cocco. Levaci CO, rimane co. Co Gno. rimane. Gno. Co. Gno. Co. Gno. Co. Ah, è la puntata di oggi! Ragazzi, me ne posso andare? per Dai, te favore? l'ho fatto Possiamo fare dire! questa cosa? E la puntata si intitolia Che gnocco sei? Vabbè, tu no, diciamo. Allora, gli gnocchi che noi li gnocca, abbiamo sempre sì. preparato un poco con alla sorrentina, pomodoro, mozzarella, alla bava, con la gorgonzola. Ma tu ci pensi uno gnocco fatto con cozze e fagioli? No. Questa non si taglia perché è bellissima! Non si taglia che è bellissima! Due cretini, ragazzi. Veramente una cretina, io non l'ho detto. l'ha Vabbè, detto lei. allora, Va bene. abbiamo detto gnocchi, come li facciamo? Allora, Abbiamo detto fagioli e cozze, fagioli. Ma come c'è una ricetta fagioli e cozze? riso, patate e cozze. Ah, quindi non c'entra. Riso, patate e Una cosa cozze. nuova, vabbè. E poi facciamo gli gnocchi, sai come li facciamo? No, Incredibile. Li facciamo alla gricia e pepe quindi o alla quella- cacio e gricia. Quella romana, quella Alla cosa cacio e romana. gricia. Allora, innanzitutto Pazzesco. prepariamo l'impasto per gli gnocchi. Dai. Io ne faccio tutto un pezzo, perché ne faccio tutto uno? Ne faccio 1 chilo, Sì. perché poi casomai, non lo so, tu te lo potresti portare un po' a Dai, casa? me lo porto, ma me li fai proprio? Io li metto in acqua. No, io ti do l'impasto e tu te li fai. Vabbè. Io te lo do già pronto. Che stai facendo? Una E qua- ciambella? una ciambella. Qua mettiamo un uovo. Ah, quindi non è finito questo. No, Allora, aspetta, un Un attimino, uovo. questo cos'è? Pure di patate? no, pure di Cos'è? zucchine. Che cos'è? Dai. Pure di Solo patate. patate? Solo patate, basta. Così. L'uovo l'abbiamo messo. Sì. Andiamo ad aggiungere la farina, poi vedete gli ingredienti, a poco. Pazzesco, ragazzi, Così, stiamo facendo gli gnocchi. così. E andiamo a impastare così. Vai. L'uovo si è rotto e impastiamo. Ok? Hai visto? Bravo. Lo sai che sto facendo? Io. No. Vabbè, Ecco qua, le ecco ricette poi sono alla fine della puntata. Metti lo un- sapete. certo, gli Su ingredienti. Sicilia Play trovate... Metti un altro poco di farina qua. No. Non tutta, no, metti. Metto tanta? No, non tutta, però non lasciare. Basta. Eh, Ok. guarda che combinato qua, hai sporcato tutto. Sì, io, è vero? Porca. Dai. Non c'è la cosa là, l'impastapasta? Questo si fa con le mani? No, questo con le mani, è Con le bello mani, farlo con le mani. Vai tirando tutto quello che c'è. Così. Così. Sta riuscendo? Certo. Sicuro? Certo. Lo facciamo. Vabbè. E a questo punto, questo che punto? stiamo noi impastoliando così, Sì. esatto, guarda, ci siamo raccolti tutta la farina. Ci sono delle palette, le prendi per Sì. favore? Prendi. Dai Questa? una raschiata sotto. Sì. Tu. Fino in fondo. Tutta? Sì. Vai, brava. Raschia. Mettila al centro, non buttala. Aspetta, spostati, fammi fare. Ecco, mi rimprovera pure. Tutto al centro, anche questi. Anche questi, vai. Va bene. Perfetto, così. E ci siamo raccolti tutta la farina. A questo punto, A questo punto... siccome che ti ho detto io qualunque impasto, è purè bene di che patate, riposi. farina e uova, Esatto, giusto? un uovo, sì. uovo. È giusto che l'impasto deve Ma riposare. l'uovo, dico, rispetto alla quantità di patata è poco, No, giusto? però va bene perché ti sembrerà strano, gli darà un po' di sofficimentalità. Ok, Questo, ora io mi lavo le mani sì. e allora prendiamo un piatto. E allora? Lo andiamo a coprire con la pellicola, Sì. così. Tu con il raschetto mi levi tutto questo e lo andiamo a fare
riposare. Nel frattempo, Ma questo lo butto, questo raschetto? eh sì, questo sì. Prendiamo una bella pentola di questas, iniziamo. allora? Andiamo a preparare il condimento dei primi gnocchi. Però ti volevo dire una cosa, che Dimmi. noi un po' di impasto già preparato ce l'abbiamo l'avevamo, già. capito? Eh, E questo è il nostro impasto dello gnocco. più riposato, giusto? Sì, vedi? Lo mettiamo qui Ma così. quindi a questo punto che facciamo? Facciamo gli gnocchi Sì, nella forma? sì, sì, mi dai la farina? Ecco. Mi dai un'altra paletta? E così via. Dammi ancora dello spolvero, grazie. Ancora, ancora. Ok, basta, non su di me potevi Hai evitare. detto trasversale. Sì, ma non proprio su di me, ti prego. Allora, quindi. E stiamo Fai andando. così dei salsicciotti, Sì, praticamente, no? ok. Mentre questo è qui così. Fai questi così. Lo spolvero ci vuole sempre, tremendamente sempre. E andiamo a fare degli gnocchetti semplici, semplici, così, guarda. Se gli vuoi dare la forma che dicevi tu, quella rigata, vuoi vedere come si fa? Vai. La forchetta? Sì. C'è anche un attrezzo, che serve a questo. Chiaro che questo impasto degli gnocchi lo useremo per tutte e due le ricette. Che sono? Perché una è la ricetta, sono tutti e due gnocchi? Sì, Ah, tutti e due gnocchi. abbiamo privilegiato gli Com'è gnocchi. con la forchetta? Vediamo così? Sì, non senza schiacciare molto, così. Sì, sì. Ah, Bravo. li faccio Ok, un po' sì. così? Sì, sì. E nel frattempo io mi rilavo le mani. Ah, eccoli. Ok. Va bene. Ecco, gnocchettini. Perfetto. Ora facciamo una cosa. Ci serve preparare il condimento. Sì. Noi abbiamo un po' di soffritto. Allora, questi Lo quali mettiamo sono? qua. Fagioli e cozze? Fagioli e cozze. Mi dai gentilmente un cucchiaio? Quindi abbiamo detto soffritto di carota e sedano. No, Sì, sedano e cipolla. sedano e cipolla, senza carota. Cucchiaio, Poi olio. mi serve dell'olio. Mettiamo qua. Sì, Poi effettivamente. Ora appena sentiamo un poco di soffritto andiamo a mettere i i fagioli. fagioli che sono già bolliti, come sono? Sì, li abbiamo bolliti, li abbiamo prima messi in acqua, li abbiamo fatti stare e poi li abbiamo bolliti semplicemente perché il Sì. sapore glielo dobbiamo prendere da Ok, qua. va bene. Va bene? Poi andiamo a sentire se mi presti un cucchiaio. Ah, un cucchiaio qua. Tieni. Sì. Allora, che devi sentire? Andiamo a sentire l'acqua delle cozze, Ah. che livello di sapidità c'ha. Vai. Com'è? Buona? Abbastanza, bello Sapida. sapida. Ok, qua così. E andiamo a mettere giù le fasole. In this way. Cucchiaio di legno, Tieni. thank you very much. E andiamo a farli cucinare così. Chiaramente, siccome andremo ad aggiungere dell'acqua di cottura dei fagioli, Della cozza. delle Ma cozze, quella, non scusa, useremo che sale acqua è? completo. Come l'hai fatta? Quando tu scoppi le cozze, ti forma l'acqua, la Tutta cozza quella stessa, si fa? perché ne abbiamo fatto un bel po'. Ah, vabbè. Va bene, però mi serve anche un pochino d'acqua calda, così, e facciamo fare quel deposito di amido ai fagioli, capito? Così. Mentre fa questo deposito di amido noi andiamo a completare e a posare i nostri gnoccoli. Questi che abbiamo già fatto, Sì. ma ne facciamo altri? Sì, Che ne certo, mi pensi? dai questa. Allora, quindi un po' di farina sul piatto. Ne prendo uno a uno così? A uno a uno, sì. Guarda. Li puoi fare anche girare, non ti preoccupare. Non li fare impiccicare però, che tendono a impiccicarsi. Perché a me piace uno gnocco che non sia
resistente al morso, capito? Mi piace che sia bello morbido morbido. E questi diciamo che li useremo per... Dai, Ci facciamoli bastano ancora. questi? No, fammeli fare a me questi. E allora vai. Dai, come si fanno? Allora, Mettiamo- salsicciotto. Mettiamo un po' di spolvero qui. Dai, metti lo spolvero. Dai, ok, e comincia ad arrotolare. Cercando di fare questo lavoro qui. Quello ti sta bruciando? No. Mi sta facendo quella cosa che a me Del fondo serve. di cottura. Dobbiamo... taglio a metà che no, non lo devi schiacciare. Deve arrotondarsi. Così, Deve essere- no, allungare? passalo così. E non si gira. No, guarda. Se tu fai così. La mano leggera. Dai, ora lo puoi pure tagliare. Lo posso dai. tagliare? Sì. I gnocchetti decidi tu. Così? Sì, decidi tu, dai più una certa uniformità. Perfetto, fantastico. Guarda che gnocchi pazzeschi qua. Guarda che sto facendo, guarda questa operazione. Stai facendo? Sto cercando di rompere più fagioli possibile. Vedi? E tu vuoi là. Nel frattempo mettiamo pure una pentola che andrà a cucinare i nostri gnocchi. Vieni qua. Ci sono, mamma. Oh mia bella Madonnina, Milano. che te brilla da lontano. Questa nebbia, belli, capelli puliti. Guarda che ho combinato qua, guarda. Stai facendo la reazione No, di nudo, questo sto cremificando. Questa si chiama reazione di nudo. di nudo. Nudo. Quella della crema del Sì, fondo di che è il cottura. fratello di Puddu. Facciamo così, prepariamo gli gnocchi, andiamo via, andiamo, consigli per i Ma li consigli. abbiamo fatti noi gli gnocchi. non Siamo abbiamo- in tre. Non l'abbiamo... Chi è in tre? Tre, facciamo consigli per i consigli. Desiree, Totino e Pino. Ma chi è Puppino. Pino? Puppino. Ma che dici? Ma Puppino. Pino, ragazzi, Puppino. pubblicità, scusate. Siamo tre. Perdonate. A questo punto Allora. andiamo ad aggiungere un po' di acqua delle cozze. Vai, E ne tastiamo la sapidità. la sapidità. Certo. Guarda. Sentiamo la sapidità. Come ti sembra? Per i miei gusti a me sembra buona. Per i miei gusti, però. Andiamo ad aggiungere le cozze. Bravo. Così. Adesso tutto fanno la propria parte. Vedi qua. E facciamo così. Allunghiamo con dell'acqua. Aggiungiamo un po' di olio. Così. Ora la signoria vostra prenderà un cucchiaio e mi assaggerà Mamma mia, certo, più o meno subito, questo caro. intingolais. Assaggiamo questo intingolo, vediamo com'è. Sì. Un po' di sale, mettilo, un pochino. No, io non metto un po' di sale. Metto un po' di fondo che mi dà sapore. Lo assaggia adesso? Bene. Meglio, molto più saporito. Va bene? Perfetto. E allora mi serve Allora, spostarlo un poco, qua, Quindi? per prendere una padella. Desiree, nel frattempo mi prendi una padella? Perfetto. questa? Andiamo a tagliare Allora, del guanciale, bello perché abbiamo guanciale. detto che facciamo La gricia. la gricia e pepe. Per cui ora prenderemo anche del pecorino che è là e va bene così. Questo lo spostiamo, Eccolo. questo lo tagliamo così, guarda. Così, nel frattempo l'acqua bolle. Mi metti un po' di sale nell'acqua per cucinare gli gnocchi. Ecco. Facciamo sudare e se togliamo qualcosa di qua, guarda, questo lo togliamo, questo no, questo sì, tieni, grazie, Ecco. riprendiamoci questi gnocchi così, così, vediamo una forma un po' più allottolata, nel frattempo questo sta Bollendo. cucinando, ci sta dando
quella sua essenza meravigliosa. Bene, allora, quindi il guanciale suda nel Sì. frattempo. Nel frattempo cosa facciamo? Prendiamo una bowl, così, mi dai quel pecorino, A te. una frusta, questo continuiamo a farlo sudare un pochino, così, pecorino, Ecco. pecorino, E che fai? Acqua di cottura? sì, però siccome è molto La misceli con calda, l'acqua sì, normale? mi dai un mestolino? Sì. Ci siamo quasi, dai sì, Va bene, incredibile ma vero, sì. Ecco, allora, Guarda, facciamo una salsa di pecorino. brava. Che bella che è. Me la spepi per favore? Se vuoi. Me la spepi? Ancora, ancora, devo sentire l'odore del pepe, perfetto, l'ho Ecco. sentito, Ecco. ok? Dobbiamo togliere questo, togliamo l'acqua di cottura del... Quello che non ci serve. Iniziamo Non a ci comporre i piatti, giusto? Iniziamo a comprare, no, lascia stare, non lo prendere le cose, lascia stare. No, dico, No, sai dai, che lascia cos'è che stare. devi togliere? Prego. Fai un po' di ordine, dai. Prego, me lo posi per favore? Vabbè, dai. No, questo Per no. questa volta. A questo punto aggiungiamo un po' di Concentrato di pomodoro nelle Sì. cozze e fagioli? Esattamente, Ok. quel tanto che ci basta per dare un sapore meraviglioso. Ecco. Ecco qua. E allora andiamo in cottura con gli gnocchi. Facciamo prima quelli con i Ah, li fasoli. metti là, diciamo, già direttamente Sì. nelle cozze. Pazzesco, Mettiamo qualche metti lì altro. direttamente. Mettiamo qualche altro. Sono un po' pochi signori, Mettiamo qualche altro, va bene. Mettiamo qualche altro? E mettilo così gli altri li Dobbiamo fare gli facciamo. altri, però. E li facciamo veloce, dai. Eh, Nella vita c'è chi si accontenta gode, lei mai. vabbè, dai, va bene così. Dobbiamo fare gli altri, aspetta. Spolvero. Spostiamo questi gnocchetti. Sì, Sono proprio delicati, eh? sì. Spolvero. Me lo metti qua, me lo metti qua. Dove? Qua, qua. Qui? Sì. Quello che devi fare, mescolo un po' Cosa? questi. No, non ci pensiamo allora, appena lo gnocco sale a galla, È pronto. ci siamo, sì. E allora, Siamo mandiamo, quasi, eh? abbiamo fatto degli gnocchi proprio paesani. Paesani. Bello così, che a noi ci piacciono queste cose così. Lo sai che la gente, ieri una signora in uno spettacolo a Trapani mi ha detto che fa le nostre ricette, ma sai come? veramente? Mi ha Gli detto io riescono? faccio le ricette che fa Desiree. Ti ha detto così? Sì, allora non fa sono... niente, Esatto, signora. questo volevo dire. Questo è pronto, il tempo di fare quelli alla gricia e E pepe. torniamo. E torniamo, prendiamo questi e li andiamo a E mettere li andiamo in in cottura. cottura. Dai. Adesso una pulita e rimpiattiamo per l'assaggio. Vai. Cambio fornellino, perché questo mi serve qui. Aumentiamo bello il fuoco forte. Mi dai una schiuma, un ragno? Questo? No, No, il ragno, non è questo, il ragno è questo. Questo di qua, brava. Prendo questi gnocchetti, Allora, quindi questi li mettiamo qui, Così. li completiamo così. così. Desiree, passiamo all'impiattamento. Piattamento, che ti E serve? prendiamo 2 cappelli di prete. 2 cappelli del prete, vado. 2 cappelli del prete.
Ecco qua, spegniamo il tutto e prendiamo questo qua, Ecco. lo mettiamo così e ci facciamo cadere. Ah, proprio Dammi un così? cucchiaio. Proprio Dammi un cucchiaio. Ci facciamo cadere a colata, a pioggia questa proprio, grazia così. di Dio. Così. E voilà. A posto. Questo è uno. Spettacolo. Allora, Poi andiamo a impiattare seconda l'altro cappello. ricetta, questi gnocchi così con fagioli e cozze. Esatto. Andiamo così. Questo te lo posso regalare? A Desidera? me, dammelo, mettiamo qua. Mamma mia ragazzi, che bontà, che profumo, che colori. Guarda come mi sale, guarda come mi sale, guarda. Questo lo mangiamo al cucchiaio. Ti pregherei gentilmente Dimmi, una caro. spruzzatina di pepe Di pepe, certo. e un giro d'olio. Allora. E voilà. E abbiamo fatto i nostri due piatti a gnocchi. Meraviglioso. Che gnocco sei? Che gnocco sono? Non lo so, devo assaggiare per dirti quale... Te l'aspettavi? No. Brava. E allora comincia da qui. Il cucchiaio io userei, signora. Cucchiaio? Sì. Userei il cucchiaio. Prendiamo il cucchiaio, ragazzi. Prendiamo Qua il c'è un cucchiaio, po' di guarda. tutto, credimi. Guarda cosa c'è qua, guarda cosa c'è qua, guarda. Mi devi prendere il guanciale, mi devi prendere. Com'è? Buono? Ma basta, basta. Basta. Qui c'è tutta quella salsa che tu avevi buttato. Sono andata a concentrare, In un proprio a punto. depositare qua. Ok, io Buona. questo lo levo. Mi dai un cucchiaio che ti faccio assaggiare questo? Dimmi. Mi devi prendere il fagiolo, lo gnocco, la cozza, Penso tutto io, non ti insieme. preoccupare, ci penso io. Allora, va, Fagioli? Esatto. un poco di brodino. Perfetto. È un po' calda, eh? E certo. Buona? Io la posso assaggiare io. Ma non, Un poco forse? dai, ma poi non lo vedi che è poca. Ma- Hai fatto 4 gnocchi. A me era però. Che hai fatto, dai? Non lo posso assaggiare. No. Io sono contento per voi che ci vedete a noi e noi che vi vediamo a voi. Grazie di essere qui con noi. Perché Alla non prossima. provate questo, ragazzi? Alla prossima. buono, È fatela bello, con è bello. Vado. fagioli, cozze. Gnocchi, fagioli e cozze. Per gli gnocchi di patate, 1 chilo di patate, 300 g di farina 00, un uovo. Per il condimento 400 g di fagioli borlotti, una costa di sedano, una cipolla, 50 g di parmigiano, 200 g di cozze sgusciate, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, gnocchi, gricia e pepe. Per gli gnocchi di patate, 1 chilo di patate, 300 g di farina 00, un uovo. Per il condimento 100 g di guanciale, 150 g di pecorino romano grattugiato, pepe nero quanto basta.